Domani 100 anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II, che in Italia coincidono con la ripresa delle messe. Papa Francesco lo ricorda con affetto e riconoscenza. Enzo Romeo. Domani ricorre il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. Lo ricordiamo con tanto affetto e tanta riconoscenza. Francesco ricorda il predecessore che lui stesso ha canonizzato, accogliendo quel grido della folla, santo subito. Dal cielo egli continui a intercedere per il popolo di Dio e la pace nel mondo. Bergoglio celebrerà domattina alle 7 in Mondovisione la messa all'altare della Basilica Vaticana, dove riposano le spoglie di Wojtyła, il Papa delle grandi folle. Forte il contrasto con l'affaccio di Francesco sulla piazza ancora vuota per il blocco della pandemia. Siamo ormai alla vigilia della nuova fase. Saltano le prime comunioni, ma riprendono le messe coi fedeli. Ma per favore andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire così la salute di ognuno e del popolo. Settimana dedicata alle encicliche Laudato Si. Stamane ultima messa in diretta. Dal 9 marzo il Papa ha accompagnato a distanza i fedeli durante il lockdown, ricordando le categorie più a rischio, come gli addetti alle pulizie e i netturbini, un lavoro che nessuno vede, ma fondamentale. Oggi la giornata